La firma sull'atto ufficiale al termine della cerimonia che ha dato il via a un'opera strategica dalle ricadute importantissime sul territorio. Alla Monza mattina nell'area alla base della parete di roccia che sovrasta la strada regionale 50 del Grappa e Passo Rolle, aria solenne per l'avvio della costruzione della Galleria della Pala Rossa. Regione, Veneto Strade, ANAS, le province di Belluno e Trento, i sindaci di Lamone e Sovramonte, poi la gente comune e le maestranze del Consorzio Stabile Europeo con sede a Perugia che si è aggiudicato l'appalto per un importo di poco inferiore ai 32 milioni di euro, 7 in più dei previsti 25 a causa del rincaro delle materie prime. Passeremo dai 6 metri attuali della carreggiata a doppio senso a un 7 metri, quindi la larghezza standard che è richiesta da strade di questo tipo, e anche avremo delle banchine più larghe, in più avremo delle piazzole di sosta. Una galleria all'avanguardia dal punto di vista tecnologico, quasi 550 metri di sviluppo naturale, 2 tratti artificiali per complessivi 950 metri, un lavoro finanziato nella misura di un terzo ciascuno dal Fondo dei Comuni Confinanti, ANAS e Provincia di Trento, un'opera che premia la sinergia fra i territori. Si compie una giornata direi storica per questo territorio, perché soprattutto riusciamo a dare un segno tangibile e concreto ai cittadini che la percorrono. È un modo per sicuramente combattere lo spopolamento, quello di investire in infrastrutture. Credo che questa comunanza di intenti fra le istituzioni venete e trentine sia un bel messaggio anche alle comunità, queste comunità di montagna dove qui è un po' più difficile vivere rispetto ad altri territori, e dove dobbiamo fare investimenti per fare in modo che queste famiglie, queste popolazioni continuino a lavorare qui e non si spostino nel fondovalle. È un'opera simbolo, se vogliamo, di un modo di lavorare che è proprio di questo territorio e che è molto efficace nella realizzazione delle opere. La collaborazione degli enti è stata fondamentale. Senza collaborazione nessuno di noi sarebbe stato in grado da solo di risolvere il problema. I tempi: 480 giorni dalla consegna dei lavori effettuata il 20 febbraio scorso con ultimazione entro il 13 giugno 2024. A coordinare gli enti la Regione Veneto. Un ringraziamento particolare va al sindaco di Sovramonte perché ci ha creduto fin dall'inizio e con me ha fatto questa battaglia. Sono veramente contenta oggi di essere qui per l'avvio dei lavori.